C'è una bestia, c'è una bestia, c'è una bestia che ci dà. Sha la la la, sha la 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 la, sha la 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 la, sha la 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 la, e la bestia se ne va. Nada è un'icona della musica leggera italiana. Nada, dagli esordi adolescenti ad oggi ne hai fatta di strada. Sì, sono arrivata anche qui a Cison e ho fatto tanta strada per arrivare qui. Non c'ero mai stata e ho visto un sacco di vigneti, bellissimo, mi ha ricordato un po' la mia Toscana, il Chianti. Qui siamo nel Prosecco, ma è un vino altrettanto nobile del Chianti. Certo, lo conosco. A una ragazza che al giorno d'oggi volesse scegliere la stessa strada, cosa consiglieresti? Per venire a Cison? No, nella musica. No, guarda, io consigli non li do, anzi devo sempre ancora riceverli. Ognuno segue la propria natura, la propria passione. Non ci sono consigli, non mi sento di dare nessun consiglio. Hai fatto cantare intere generazioni con le tue canzoni. Ce n'è una che ti piace più delle altre, che è proprio la tua canzone preferita? Beh, ora intere mi sembra un po' esagerato. Diciamo sì, che un po' di canzoni mie le hanno cantate. Una canzone mia che è la mia preferita è Guardami negli occhi. Io ti guardo negli occhi. Esatto. Hai una vena artistica a 360 gradi perché so che hai fatto del teatro con Dario Fo, hai scritto dei libri, perciò non soltanto musica nella tua vita. Sì, proprio adesso è uscito il mio nuovo libro, Leonida, da 2 mesi. E, beh sì, insomma, questo lavoro ti permette di sperimentare, hai tante possibilità, a me poi piace provare a fare delle cose, ci provo sempre, poi quando scopro che sono anche giuste per me, continuo. Posso definirti un animale da palcoscenico? So che ti piace il live, ti piacciono i concerti, sei in tour questo periodo? Un animale abbastanza. Sono in tour, sì, in questo periodo sto girando diciamo quasi tutta l'Italia, insomma, e sto facendo il tour per promuovere il mio nuovo album che si chiama L'amore devi seguirlo e niente, mi piace tantissimo fare concerti, è stimolante, portare poi sempre le cose nuove, oltre alle cose chiaramente quelle che già, però per me insomma è bello andare a trovare le persone e a fargli ascoltare quello che è il mio pensiero adesso.